E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, sapete che da queste parti abbiamo sempre cercato di decrittare la partita in corso tra Donald Trump e Vladimir Putin come la partita tra due leader che giocano due giochi diversi, usando la parola gioco in senso tecnico, ovviamente senza nessuna sfumatura irriguardosa, visto che stiamo parlando di una tragedia quotidiana che miete vittime quotidiane sul campo, come la guerra in Ucraina. Nel senso che Trump ha sempre cercato di giocare il gioco che conosce meglio, il poker, di chiamare l'ultima mano, perché è conscio di avere carte nettamente migliori una volta che si va a vedere, una volta che cadono i bluff e si squadernano le carte sul tavolo. Vladimir Putin ha fatto la stessa cosa, cioè ha perseverato invece nel gioco in cui anche biograficamente eccelle, e cioè gli scacchi. Il gioco degli scacchi ha perennemente dilazionato, si è sempre mosso all'insegna dello stop and go, ha continuato a mangiare singole pedine che poi tradotte sul terreno sono singoli chilometri conquistati in Donbass a prezzo di perdite e fatiche in mani, senza capire bene questa strategia dove vada a parare, ma sicuramente rompendo, impedendo l'avanzamento della strategia altrui. Ebbene, la notizia, per rimanere nella metafora, è che oggi Trump rompe o prova a rompere questo impasse con una sparigliata, per attingere al linguaggio di un altro gioco dello scopone scientifico, perché esce da questo quadro e obiettivamente spariglia con un atto che non era mai stato appunto messo sul tavolo finora, scomodando direttamente su questo dossier il presidente cinese Xi Jinping, che vedrà a breve in Corea del Sud, e facendo questo ha per la prima volta espressamente da parte della Casa Bianca ridotto Vladimir Putin a quello che rischia sempre di più di diventare se l'impasse avanza, ovvero tecnicamente di fatto un vassallo della Cina o qualcuno che dipende comunque dalla benevolenza del dragone, che come è noto non è mai gratis. La cronaca prima di tutto, però. Anzitutto l'amministrazione americana ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia, molto pesanti, di un genere mai attuato prima, perché colpiscono direttamente i colossi petroliferi russi, Lukoil e Rosneft, i principali finanziatori della macchina da guerra del Cremlino, cioè si va al cuore degli asset energetici russi che stanno permettendo a Putin di trascinare questo gioco macabro chilometro per chilometro sul terreno. Trump li ha annunciati giustamente, perché tali sono, come enormi misure, auspicando che siano di breve durata, perché il suo obiettivo ovviamente è la chiusura del deal. Il suo segretario al tesoro Scott Bessent ha comunque anticipato la disponibilità dell'amministrazione a spingersi oltre se sarà necessario, oltre ci sono solo sanzioni secondarie devastanti a chi diciamo continua a fare affari con la Russia. Da questo punto di vista poi si arriva alla Cina, si arriva alla sparigliata geopolitica e diplomatica di queste ore, che Trump ha spiegato così in una conferenza stampa, partendo proprio da chi fa o faceva affari con la Russia. Ha citato l'India, dicendo che l'India, come sapete, smetterà, è un processo, non si può semplicemente smettere di comprare petrolio dalla Russia. Entro la fine dell'anno saranno quasi a zero. L'India è stata fantastica, ho parlato con il primo ministro Modi, è stata assolutamente fantastica. Questo smentisce la narrazione per cui la narrazione surreale che non aveva un addentellato storico strategico, per cui l'India è ormai, come dire, parte integrante del fronte filo-cinese. Semplicemente Modi ha giocato su due tavoli, ha attuato la politica dei due forni, ma sa che alla prova dei fatti il forno cinese è quello in cui l'India si brucia. E quindi si è allineato, questo è un parziale ma consistente successo diplomatico di Trump. Ma poi il punto, poi l'elefante nella stanza, poi la Cina. La Cina è un po' diversa, ha un rapporto un po' diverso con la Russia,
non è mai stato buono, ma a causa di Biden e Obama sono stati costretti a stare insieme. Non avrebbero mai dovuto essere costretti a stare insieme. E questa è la descrizione sintetica in stile trampiano, ma aderente a quello che è accaduto, della debacle strategica democratica che ha nome e cognome Obama-Biden, cioè il capolavoro al contrario di saldare un asse sino-russo che va contro la storia delle due nazioni, contro gli interessi strategici delle due nazioni, contro anche probabilmente le attitudini dei rispettivi popoli, ma che hanno creato con la loro miopia geopolitica questo asse tra le potenze, diciamo, asiatiche. Li hanno costretti a stare insieme, sono più vicini di quanto sarebbero normalmente. Probabilmente ne parlerò con Xi. Quello di cui parlerò davvero con lui, e qui arriviamo al punto, è come porre fine alla guerra con Russia e Ucraina. Non era mai stato così tirato direttamente il presidente cinese nel cuore di questo dossier. E poi Trump ha aggiunto espressamente: penso che possa avere una grande influenza su Putin. Cioè sta descrivendo una condizione tecnicamente di vassallaggio di Putin rispetto a Xi. È un leader molto forte, un paese molto grande. Sì, penso che possa avere una grande influenza. Parlerò con Xi di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Credo che sarà molto ricettivo, cioè Trump pensa di avere delle carte persuasive con Xi, che come Trump gioca una partita globale, è l'unico che gioca una partita globale come Trump, non una partita di potenza regionale come Putin. E quindi c'è quantomeno un alfabeto comune a monte in questo caso tra i due giocatori. Ha una grande influenza su Putin, lo dice 2 volte. La sparigliata di Trump sta nello smascherare questo bluff di Putin, nel togliergli la maschera, nell'esplicitare che Putin può continuare a sottrarsi a un negoziato autentico, a dilazionare lo sforzo bellico, come dicono gli espertoni, sì, a prendere in giro Trump, ma perché glielo permette quello che sta diventando il suo protettore Xi. È interesse nazionale della Russia, finire da protettorato cinese, e soprattutto uno la cui politica di potenza è appesa a un altro leader, ha la forza che diciamo mostra di avere al tavolo. No, evidentemente no. Allora Trump dice: io vado a parlare direttamente con chi ce l'ha davvero questa forza. Non sappiamo come andrà, sicuramente è un'oggettiva, intelligente, speriamo efficace, sparigliata trampiana. Grazie.